Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Nuovi guai giudiziari per il presidente della regione indagato dalla procura di Catanzaro per peculato. La Guardia di Finanza gli sequestra 90.000 euro. L'avvocato del presidente Enzo Belvedere parla di accanimento e intanto nell'inchiesta risulta indagato anche l'ex parlamentare Ferdinando Aiello. Giornate sempre più nere per la sanità calabrese, sanitari stremati e chiusure improvvide di reparti. A Cetraro chiude il punto nascita. A Vibola, condotta idrica e un colabrodo in alcune zone della città, si soffre la sete, il comune predispone il monitoraggio. La squadra mobile di Cosenza ha arrestato e posto ai domiciliari un uomo di 41 anni accusato di ripetuti maltrattamenti nei confronti della moglie. Dopo un mese e mezzo di cura è stato liberato nelle acque del Golfo di Gioia Tauro un esemplare maschio adulto di tartaruga caretta caretta che aveva ingerito della plastica. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque nuovi guai giudiziari per il governatore della Calabria Mario Oliverio, indagato dalla procura di Catanzaro per peculato. La Guardia di Finanza gli ha sequestrato 95.000 euro. L'avvocato del presidente Enzo Belvedere parla di accanimento e nell'inchiesta risulta indagato anche l'ex parlamentare Ferdinando Aiello. Nuovi guai giudiziari per il governatore della Calabria Mario Oliverio, indagato per peculato e destinatario di un provvedimento di sequestro preventivo ai fini della confisca per oltre 95.000 euro. Nei guai anche Mauro Lucchetti, legale rappresentante di una società di Roma operante nel settore della comunicazione e dell'organizzazione di eventi, anch'egli indagato per peculato. Secondo le accuse, Oliverio avrebbe distratto fondi destinati alla promozione turistica per finanziare un evento giornalistico svoltosi nel luglio dello scorso anno a Spoleto. Format, sottolinea la procura di Catanzaro, che aveva finalità privatistiche di promozione politica. Il provvedimento emesso dal GIP su richiesta della procura guidata da Nicola Gratteri è stato eseguito dalla Guardia di Finanza. Nel corso delle indagini le Fiamme Gialle hanno accertato che, con delibera della Giunta regionale 244 del 14 giugno del 2018, era stato rimodulato il piano di sviluppo turistico regionale, inserendo tra le attività finanziate anche la partecipazione della Regione Calabria al Festival dei Due Mondi di Spoleto, ma secondo le accuse contestate al governatore e al legale rappresentante della società di comunicazione, l'evento finanziato era un format giornalistico svoltosi a margine del Festival spoletino, nel cui contesto, sempre secondo gli inquirenti, non venivano promosse le attività turistiche della Calabria, ma si realizzavano le interviste tipiche di un talk show e così i fondi pubblici sarebbero stati utilizzati per finanziare la materiale organizzazione dell'evento giornalistico, compresa l'ospitalità con tanto di alberghi e cene di gala di personalità del giornalismo, dello spettacolo e tra cui anche il presidente della regione Calabria. Denaro pubblico dunque che, secondo quanto ipotizzato dalla procura, sarebbe stato utilizzato per promuovere il personaggio politico e non le bellezze storiche, artistiche e naturali della Calabria. E intanto arriva la precisazione del legale di Mario Oliverio, l'avvocato Vincenzo Belvedere, il quale sottolinea nel prendere atto di una nuova informazione di garanzia afferente alla grave ipotesi di peculato per distrazione a fini personali di somme di cui si ha la disponibilità, devo ancora una volta considerare, sottolinea, come vi sia un'enorme confusione tra l'agire politico, l'amministrare il denaro pubblico, il differenziare, soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge Bassanini, la responsabilità degli atti amministrativi dal mero indirizzo politico e ipotesi di reato destituite di qualsivoglia fondamento. Secondo l'avvocato Vincenzo Belvedere, l'iniziativa di Spoleto rientra ai fini della promozione turistica. E intanto c'è anche l'ex deputato Ferdinando Aiello tra le persone indagate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per la vicenda dei fondi della Regione Calabria destinati alla promozione turistica della regione, impiegati però per finanziare un evento giornalistico svoltosi nel luglio del 2018 a Spoleto. L'ex parlamentare del PD, secondo quanto emerge dalle indagini, messo a conoscenza che la società di comunicazione Idra era alla ricerca di un finanziatore dell'evento, avrebbe messo in contatto Oliverio con la società, istigandone, scrivono gli inquirenti, la partecipazione e partecipando lui stesso, sebbene privo di titolo, a spese regionali. Giornate sempre più nere per la sanità calabrese, sanitari stremati e chiusure improvvide dei reparti.
Non è certo una novità che la sanità calabrese sia ormai agonizzante, nulla dovrebbe meravigliarci, forse. E invece un episodio come quello che è avvenuto nell'ospedale di Serra San Bruno, nonostante lo sfascio conclamato, ci meraviglia ancora e ci allarma ulteriormente. La protagonista è la dottoressa Maria Domenica Schiavello, letteralmente crollata al suolo dopo 16 ininterrotte ore di lavoro, quasi un intero giorno passato con il camice addosso, a soccorrere chi arriva nel pronto soccorso dell'ospedale delle Serre. Dopo aver effettuato il suo turno di notte, alla dottoressa nessuno ha dato il cambio previsto alle 8 di sabato mattina e lei cosa poteva fare? Esattamente quello che ha fatto, ciò che le dettava il senso del dovere e anche la sua coscienza. È restata al suo posto fino alle 14, quando pensava che finalmente qualcuno arrivasse a sostituirla, solo che nemmeno al pomeriggio è arrivato un collega a darle il cambio. Resistere, 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 deve aver pensato questo la stoica dottoressa, ma il suo fisico non ce l'ha fatta e così dopo 16 ore di lavoro ha avuto un collasso, è letteralmente crollata al suolo, soccorsa da altri medici dell'ospedale. Qualcuno c'era per fortuna, nonostante la drammatica carenza d'organico causata dal blocco del turnover e anche per la turnazione dovuta alle ferie estive, turnazione che ha portato perfino alla chiusura del reparto di oncologia del Policlinico Universitario di Catanzaro. E che dire del grottesco episodio avvenuto nell'ospedale di Vibo Valentia, dove un medico è rimasto chiuso per ore in una stanza, bloccato per una serratura non funzionante, e dell'ospedale di Polistena, perennemente con organico ridotto, o ancora quello di Cetraro, dove è stato chiuso il punto nascite e si rischia la chiusura delle prestazioni esterne del laboratorio di analisi. Come siamo arrivati a tutto questo? Le colpe sono certamente di tanti, ma alla fine ne siamo tristemente sicuri. Non sarà stata colpa di nessuno. Ci spostiamo a Vibo, dove la condotta idrica è un colabrodo. In alcune zone della città da anni si soffre la sete. Il comune adesso predispone il monitoraggio. Risale a circa 20 anni fa la prima forte denuncia sulla situazione precaria di una rete idrica e fognaria ormai vecchia e fatiscente. L'allora sindaco Alfredo Agostino ne discusse con il Presidente della Repubblica del tempo in visita in Calabria e sulla spinta di quel colloquio ne fece un elemento caratterizzante, avviando le procedure per le relative progettazioni. Da allora tutto è rimasto sulla carta, ma nel frattempo le perdite d'acqua sono aumentate, procurando danni tecnici ma anche economici. Qualcosa sembra finalmente muoversi se da qualche giorno è possibile intercettare lungo le vie del centro cittadino tecnici alle prese con strani marchingegni che sembrano scrutare il sottosuolo. Noi stiamo facendo un'indagine di ricerca aperta sistematica, che significa con degli strumenti andare a rilevare dove sono, le criticità dell'acquedotto legate a rotture che ci possono essere sulla rete. In questo caso siamo sulla via principale e stiamo indagando con metodi elettroacustici, per cui, come avete visto, l'operatore usa un geofono che sente sostanzialmente il rumore che la perdita provoca, trasmettendo la vibrazione attraverso il terreno lungo la condotta, per cui è un'attività molto utile per preservare la risorsa idrica. Questo lavoro analitico risulta propedeutico al progetto di ingegnerizzazione delle reti idriche, un'attività su base regionale che inizialmente dovrebbe coinvolgere 5 capoluoghi di provincia e che per Vibo Valentia potrebbe rappresentare la soluzione di un altro dei suoi pluridecennali problemi. Questa attività, faccio giusto un preambolo, ha come committente la Regione Calabria. Sono dei bandi fatti sostanzialmente che si poggiano sul POR e riguardano inizialmente i 5 capoluoghi. Noi siamo aggiudicatari di 3 lotti, noi Catanzaro, Vibo e Crotone. Praticamente come consiste? C'è una fase di ingegneria, quindi una fase di studio della rete, di tutte le anomalie, compresa la ricerca aperta che ha visto in questo momento monitoraggi, quindi anche delle portate delle pressioni. Successivamente verrà fatto un modello idraulico e in base a questi risultati si faranno degli interventi proprio di lavori civili, dove verrà coinvolta una ditta locale del posto che ha vinto la gara insieme a noi, la Denisi SRL. Quindi questa fase è preliminare ai lavori che penso a questo punto partiranno subito dopo l'estate.
Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, è rimasto ferito a colpi di arma da fuoco alla gamba sinistra in maniera non grave a seguito di una lite scoppiata con un'altra persona nei pressi di un bar di Siveri nel comune di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Il 45enne è stato immediatamente soccorso e trasportato nel pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Sequestrato il tesoro delle cosche in Liguria, Sicilia, beni per un valore complessivo di 15 milioni di euro, patrimonio riconducibile alla cosca Raso Gullace colpita nel 2016 dall'operazione Alchemia coordinata dalla DDA di Reggio Calabria. Sicilia, conti correnti, depositi bancari, beni mobili, società immobili nelle province di Savona, Alessandria e Reggio Calabria, ritenuti riconducibili a Carmelo Gullace, attualmente agli arresti domiciliari, alla moglie Giulia Fazzari, a Orlando Sofio, che si trova ristretto nella casa circondariale di Voghera, e a Marianna Grutteria, a sua volta reclusa nella casa circondariale di Vigevano. Ha minacciato di morte l'ex moglie, alla quale inviava anche messaggi minatori. Per 3 anni un 41enne cosentino avrebbe avuto dei comportamenti aggressivi verso la donna anche in presenza di altre persone. Inoltre si sarebbe reso responsabile di diversi danneggiamenti dell'auto della vittima. L'uomo, al termine delle indagini condotte dalla polizia, è stato raggiunto oggi da ordinanza con cui è stato posto ai domiciliari emessa dal GIP del Tribunale Bruzio su richiesta della procura diretta da Mario Spagnuolo. I finanzieri della tenenza di Montegiordano hanno arrestato Roseto Capospulico, un cittadino di nazionalità nigeriana, con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo, che lavora come bracciante agricolo nei campi della Basilicata, a seguito di un controllo sulla statale Ionica 106, mentre in attesa di salire su un autobus diretto a Policoro, è stato trovato in possesso di 40 grammi di droga già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. I finanzieri, che hanno deciso di effettuare una perquisizione nella sua abitazione a Roseto Capospulico, hanno trovato altri 16 grammi di marijuana nascosti all'interno di un borsone posto in un armadio. Gestiva un circolo privato in un comune della provincia di Cosenza dove venivano svolte attività illegali nel settore dei giochi e delle scommesse. Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato. A Villa San Giovanni un incontro culturale per abbattere i pregiudizi sulla malattia mentale. A Villa San Giovanni, nello scenario di Borgo Santa Trada, la 10ª edizione di Incontro con la follia, appuntamento culturale per indagare e osservare la malattia mentale, un'iniziativa nata anche per abbattere le diversità e i pregiudizi. È il tentativo di abbattere i pregiudizi che ancora incombono sulla follia. La follia è qualcosa di divino, è qualcosa che è data proprio per un volere degli dei. Quindi la follia coabita in noi e con essa dobbiamo fare i conti quotidianamente, giornalmente, non bisogna avere paura. Oggi noi riusciamo, c'è il direttore mio di dipartimento, riusciamo a far laureare anche pazienti schizofrenici, ci sono fatti tanti passi in avanti. Bisogna saperla affrontare con l'umiltà ma anche con l'energia che abbiamo. Un evento che si inserisce nella 19ª edizione del Bergafest, durante il quale gli esperti, in collaborazione con l'Accademia Internazionale del Bergamotto, hanno affrontato le tematiche emergenti sull'applicazione del blasonato oro verde nell'ambito della ricerca scientifica e della cura delle malattie psichiatriche. Un esemplare adulto di tartaruga caretta caretta salvato dal reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo lo scorso mese di giugno è stato liberato in mare dopo le cure. Vediamo. Lui è Golia, un esemplare adulto di tartaruga caretta caretta salvato dal reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo lo scorso mese di giugno. Quel giorno l'equipaggio di un'unità guardacoste stava effettuando una perlustrazione nelle acque del Golfo di Gioia Tauro quando uno dei finanzieri ha scorto in mare una tartaruga di notevoli dimensioni che si muoveva debolmente fra le onde. I militari hanno capito subito che l'animale era in difficoltà, così l'hanno recuperato e affidato al centro di recupero di Montepaone. La tartaruga, lunga oltre 1 metro e dal peso di 54 kg, aveva una grave subocclusione gastrica provocata dall'ingestione di numerosi frammenti di plastica. Ecco quello che aveva nel suo stomaco. Nel centro, Golia, così chiamato per la sua dimensione, è stato sottoposto ad un attento trattamento terapeutico da parte del veterinario e degli operatori del centro e in poco più di 1 mese e mezzo ha recuperato la piena vitalità e la capacità di essere restituito al proprio ambiente naturale. E così la tartaruga è stata caricata
caricata a bordo della stessa unità navale che lo scorso mese di giugno l'aveva salvata, quindi è stata riportata e liberata in acque prossime a quelle dove era stato effettuato il salvataggio. Ed eccolo Golia mentre torna a nuotare libero nelle acque del Tirreno. Inizialmente ha indugiato nei pressi dell'unità navale dei soccorritori, poi si è allontanato. Una storia a lieto fine, quella di Golia, grazie ai finanzieri, ai veterinari e agli operatori del centro che si sono presi cura dell'esemplare di caretta caretta, ma la plastica che invade i nostri mari continua purtroppo a causare la morte di numerose creature marine. La pagina dello spettacolo, successo ad Altomonte per il concerto di Arisa. Ad Altomonte continua con successo la 32esima edizione del Festival Euromediterraneo, un appuntamento con la cultura, la tradizione popolare, il teatro e la buona musica. Altomonte da sempre è il posto dove la cultura ha voluto rappresentarsi, ma rappresentarsi per cercare di incontrare la gente, cercando chiaramente di portare sul palcoscenico non soltanto il grande teatro, ma il teatro popolare, quello più impegnato, la musica, la danza. Arisa rappresenta sicuramente un artista popolare, ma di grande qualità, in grado di, come dire, di trasmettere emozioni. Io sono molto felice di essere qui, è un borgo molto caratteristico e mi piace anche molto la location del concerto perché è molto raccolta e credo molto storica. Penso che ci siano molte buone energie. Prima Festival dei Due Mari, poi Festival Euromediterraneo, la manifestazione rappresenta da sempre un'opportunità, non solo per Altomonte ma per tutti i visitatori che vogliono apprezzare anche le meraviglie artistiche ed enogastronomiche di uno dei borghi più belli d'Italia. Altomonte apre le porte a tutti i calabresi ed è orgoglioso di fare questa proposta culturale che vorremmo che tutti i calabresi sentissero proprio, come sono certo che succede. E l'iniziativa ha una tradizione importante, al 32esimo anno riparte con slancio come ogni anno, un cartellone completo, ritengo uno dei più completi che ci siano oggi in Calabria, che spazia dalla danza al teatro classico, alla prosa, al cabaret, ai grandi interpreti musicali dei quali oggi praticamente quasi non si può fare a meno. Parliamo adesso di motori con la 39esima edizione della Coppa della Sila vinta dal luzzese Denny Molinaro. Denny Molinaro di Luzzi, suo Sella, si è aggiudicato la 39esima edizione della Coppa Sila, gara automobilistica valevole per il trofeo italiano di velocità in montagna. Vincere nella propria terra, ha detto, e in particolare su questo storico percorso, mi dà una felicità particolare. Stiamo facendo degli sviluppi sulla macchina, siamo venuti proprio apposta per provarla e hanno funzionato bene. Credo che si poteva fare ancora un pelo meglio, però ci accontentiamo così, sono salito senza prendere troppi rischi. Sono contento. Nella classifica assoluta alle spalle di Molinaro è arrivato Samuele Cassiba, siciliano, terzo posto invece per il reggino Carmelo Scaramozzino. La cronoscalata da Cone d'Aria in comune di Celico a Montescuro è stata anche valida per il campionato italiano le bicilindriche Fiat 500 e 126. In questo gruppo il podio è stato conquistato dall'amitino Angelo Alessandro Mercuri, al secondo posto il cosentino Mirko Paletta, al terzo posto invece il catanzarese Antonio Ferragina, tutti su Fiat 500. Sono stati 11 i gruppi in gara, 4 i comuni interessati all'evento sportivo: Celico, San Pietro in Guarano, Spezzano della Sila e Casali del Manco. Una gara che può crescere, deve crescere e che sicuramente nel prossimo futuro, un futuro che non sarà lontanissimo, ritornerà ai fasti di un tempo e alle titolazioni che le competono. E adesso le previsioni del tempo. Inizio settimana che sarà caratterizzato dal bel tempo con caldo in aumento. Domani soleggiato su tutto il territorio, temperature in graduale aumento nei valori massimi. Passiamo ai mari eventi, domani mari generalmente calmi con ventilazione a regime di prezzo ovunque. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.